Questa è la sala, che sala è? Questa è la sala 3 della Multisala Candiani, è la sala più grande, ha 320 posti, è uno degli schermi più grandi del Veneto, oltre ad avere una tecnologia avanzatissima di sonoro e di visione del film. Noi stiamo preparandoci, insomma, ci stiamo un po' scaldando per la riapertura, quindi stiamo facendo tutti i lavori necessari, manutenzioni, sanificazioni. È già buio in sala cinematografica qui al Candiani di Mestre, preludio di quanto accadrà dalla prossima settimana. Per ripresentarci nel modo migliore al nostro pubblico. Da lunedì riapriranno anche i cinema con la capienza ridotta al 50%, mascherine obbligatorie per tutta la durata del film che sarà gustato ma senza gli amatissimi popcorn. C'è il divieto di vendita di alimenti, per cui diciamo che tutto quello che è legato all'attività ordinaria del cinema è molto penalizzata. Comunque noi ci teniamo a dare un segnale da giovedì della prossima settimana, perché c'è soprattutto un problema di offerta di film che devono essere rimessi sul mercato, quindi bisogna ricalendarizzare completamente la stagione. Ed ecco i film visibili già da giovedì prossimo direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il primo film lo vedremo al Cinema Palazzo, che apre il 29, i primi due film sono due film molto belli, molto importanti. Il primo è Nomadland, che è diciamo, il film che oggi sembra più papabile per vincere gli Oscar principali, e poi c'è questo film coreano che si chiama Minari, anche questo è un film candidato a 8 Oscar, molto bello, e confidiamo nei premi e quindi di un immediato interesse degli spettatori di rivederli al cinema, di poterli vedere sul grande schermo.